Light, ricerche e istruzioni in accademie, è un programma che nos mostra ciò che si intende quando si fa di ricerche in diversi settori dell'università, sia di umanistici che scientifici. Die per spuntadis o la rina cognossi ricercatori e ricercatori dell'Università del Friuli. A saranno loro a mostrarnos l'importanza dei loro studi, dei traguardi che hanno arrivato ad ora a conquistare e degli obiettivi che hanno tagliato per l'avenire. Sono in compagnia del professor Cristian Micheloni, che è docente per il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche e che è anche responsabile del laboratorio di Machine Learning and Perception, che come nos sclarerà un tic miglior ciò che si intende quando si fa di questo argomento. Buondì professore. Buondì, quando si fa di questo argomento si tratta di scrivere algoritmi che sono in grado di interpretare dati che tipicamente sono acquisiti da sensori diversi. Possono essere telecamere, possono essere sensori da macchine, diversi robi. Ecco. Noi siamo specializzati in interpretare le immagini per capire ciò che succede là che noi mettiamo le telecamere. Dovunque noi mettiamo una telecamera, o ci di capire che la telecamera è chiara, ecco. E ci motivo in assuda questa passione, questo interesse per queste materie che è avonde particolare, disin la verità? Sì, è particolare. Io già di piccolo, avevo 5 anni, avevo già il primo computer, quindi io sto infavelando di 43 anni fa, come è normale, una volta ho creduto ero l'unico all'elementare aveva il computer e man mano che sono andato in avanti ho sempre avuto che passione qui e dopo sono venuto qui all'università e plan plan mi è piaciuto sempre di più e ho continuato con quel lavoro qui. E come le di 4 bande di cattedre in allora? Sì, non so se è migliore di qua o di là, però sì, ecco, bisogna crescere, come ho di 4 bande ho cercato di insegnare ai giovani di che il mestiere qui e speriamo che imparino, ecco. Tra i news impresi che si hanno a disposizione in tal cantina informatiche è anche quel di intelligenza artificiale. C'è molto viodial queste imprese, queste tecnologie e c'è di sviluppo potrà eventi all'avvenire? Sì, l'intelligenza artificiale è una parte informatica che va in da ora in tanti anni, già di metà del Novecento si trattava già le prime ricerche in tal settore. Come diventa sempre più importante perché la quotidianità ha sempre più bisogno di supporto dai computer e i computer hanno di essere sempre più intelligenti e hanno di capire ciò che vogliono e hanno di poter copiare un tic al comportamento delle persone, avvicinarsi al comportamento delle persone e hanno anche bisogno di farsi capire da persone, in modo che le persone arrivino a anticipare o a capire perché un computer fa alcuni robi. Se pensiamo ad esempio ai strumenti che vengono da fabbriche, là che sono i robot da Urdagabis, sono mettuti da Urdagabis perché hanno dei movimenti che non sono prevedibili e sono pericolosi. Ecco, come la ricerca, anche la ricerca europea, sta incidendo sempre più di dotare i computer, i robot, le macchine, dotare di intelligenze che sia di più vicine alle persone.
e che si facciano capire e che capiscono anche le persone, quindi che arrivino anche a anticipare che le persone potrebbero fare. Ad esempio, puoi essere in sicurezza dai vecchi, capire se il vecchio sta colando o sta per avere male e magari chiapparlo su, no? Sono diversi robe che come diventeranno sempre più presenti nelle nostre vite. Allora, stanca vin favelata di laboratori. Podino la viodi qualche esempio in tal dettaglio, in tal concreto de sos ricerche? Sì, podino la viodi volentieri. Qui ho un esempio di output dal nostro sistema, dove vi dico che è un atleta che è venuto in una discesa di slalom gigante e vi dico che è una traiettoria disegnata per sole dall'atleta e ho le capacità di capire che traiettoria che l'ha fatta. Qui è un altro risultato. Sempre un atleta dove ha messo un indicatore di posizione per capire quanto tempo un atleta sta per fare 3 bandieruti. E vediamo che il primo atleta è stato 4 secondi e 53, al secondo è stato 4 secondi e 63, o vediamo le traiettorie che fanno i diversi atleti, o vediamo al terzo è stato 5 secondi e vediamo che il primo è sempre più veloce. E da che traiettorie qui gli allenatori arrivano a dare indicazioni agli atleti per dire ok, chiaro che l'atleta che è venuto giù per prima che fa che traiettoria qui è stato manco il tempo perché chi che bandierute qui è arrivato in anticipo e non in ritardo come gli altri, quindi aveva più velocità e via dicendo, no? Che il risultato qui si può fare non come dal sci alpino, ma podin partarlo anche dal salto, che è il salto a Planica in Slovenia, che donje, e vediamo anche qui che le traiettorie, no, dai diversi atleti. Che dunque dopo viene fatta una comparazione tra i salti dagli atleti e dopo che questo materiale qui viene fornito agli atleti stessi e anche agli allenatori, cioè io capisco giusto? Sì, ma quel qui può essere usato anche in TV. In televisione, perché qui ho potuto dire, ok, chi è l'atleta 1 e l'atleta 2, che io vi dico che sono 2 atleti qui, c'è che noi chiamiamo il ghost. Si vede una comparazione tra le 2 traiettorie e i 2 atleti, un che è il corrente e un che è saltato prima, e poi in televisione, ecco, vi dico che l'atleta qui ha chiappato più punti perché aveva una traiettoria più alta, ha saltato più in lungo e via dicendo, no? Aveva più velocità in uscita dal trampolino e via dicendo. E arriveresti forse anche a fare una previsione da ora, diciamo che le tutto il corpo dall'atleta e forse in un domani si può dare anche delle indicazioni proprio sul momento, sulla fonte di queste tecnologie qui. Sì, è che è una roba visionaria che ho in mente, perché ho investigato che dai sport invernali non è le tecnologie che è in tanti altri sport, no? Però ho visto che, ad esempio, dai sport invernali ormai tutti vengono al caschetto, quando liga a sciare, e lì si può smontare un gruppo di robe, da visori, da auricolari, che ti può dire che tu stai sbagliando, tu sei pericoloso, tu hai il peso massimo da ora, oppure tu puoi dire viodi da mascherine dal casco, le traiettorie per dire al sciatore di fare che traiettorie qui. Sì. No? Quindi sì, si può arrivare o manco, o lì arrivare a quel punto.
Siamo in compagnia di Stefania Troiano, professore di economia e di estim rural che Takesh Heinz ha portato in avanti diversi progetti di ricerca. Buondì professore. Buondì. Ci mutisa nascute il suo interesse per questo settore di studi? È nascute tanto tempo fa. In particolare quando ho frequentato il dottorato di ricerca a Vignesie, a Foscari, sono stata affidata al professor Marangon. È lui proprio che mi ha fatto nascere questo interesse per le amche tra le attività economiche e il loro impatto, i loro effetti sull'ambiente. Ecco, disegno che col dottorato io ho approfondito in particolare la situazione dai paesi d'Europa centro-orientale, però ecco, a man dopo ho sviluppato o sto sviluppando questi argomenti a livello regionale e nazionale. Dunque, è un settore che ha dentro economia, ma sempre con un volo un lavoro attento all'ambiente e ho creduto in negli ultimi anni sempre di più anche all'aspetto della sostenibilità. Sì, proprio noi siamo attenti ai tre principi su cui si pone la sostenibilità, quindi sia ambiente, ma anche tutte le ripercussioni sociali e economiche. Ecco, questo è un lavoro importante. No? E quindi si tende a fare in tutte le maniere, ci rende sensibilizzare i studenti naturalmente, ma non come loro, quindi ci rende anche sul territorio ecco, di portare i risultati dai nostri studi. Proprio di studi, perché come non sa incuriosito, che non disi qualche d'un dagli ultimi magari progetti di ricerca che ha portato in avanti? Ma ho fatto diversi progetti di ricerca, dotti appunto che anche questo tema fondamentale che è quello della sostenibilità. Noi si occupiamo in particolare di agroalimentare, di sviluppo rurale e quindi cerchiamo di approfondire tutte le attività che hanno degli effetti, che possono avere degli effetti positivi e negativi, perché può avere effetti positivi ovviamente sull'ambiente. Quindi si interessiamo per esempio dal comportamento dei consumatori, delle loro preferenze per il mangiare più o meno sostenibile, per prodotti biologici per esempio, per prodotti che vengono dal commercio equo e solidale, per prodotti di origine locale, ma approfondiamo anche altre tematiche, non le ha di nome al consumo, ma anche all'uffiarte di servizi ecosistemici, così io definisco, cioè tutto ciò che di buono al Povigny, doprant ben l'ambiente, il capitale naturale, il paesaggio. Ho vinto velate ricerche, ma c'è motivo al cambiato in Italiani invece la maniera di viodi queste materie di bande dai studenti e anche di considerare il Friuli? Allora, i studenti italiani sono sempre più consapevoli e hanno una grande sensibilità e sentono le tematiche ambientali come urgenti e sono gran consapevoli. Questo non si fa un lavoro di piacere. Tra i studenti, noi chiaramente il nostro bacino è prevalentemente di livello locale e quindi i studenti sentono anche la necessità di porta alc a favore del territorio locale. Dicono che le alc che io sento particolarmente, anche perché anche io se le ha tantissimo all'Università di Udine.
qui con il professor Federico Nassivera dal settore di economie agrarie e estimo rural che come nos conterà un po' dalle ricerche che l'ha portato in avanti in Science e della sua formazione. In Science mi sono occupato di ricerche in prodotti di lagune, de pesche delle lagune di Grado di Marano, con le collaborazioni di ricercatori che sono biologos o si occupano di sistemi di produzione in acquacoltura. Tutti questi ambiti hanno bisogno anche di una valutazione economica dall'impatto che un'innovazione tecnologica potrebbe anche avere sul territorio. L'obiettivo della ricerca dell'economista agrari è anche l'opportunità di esplorare le potenzialità che un prodotto regionale, vitivinicolo per esempio. Allora, Fevelin proprio dalla lingua furlane come elemento di valorizzazione dei prodotti, perché credo che anche in tali ricerche, no, che avete avuto maniera di portare in avanti, si è dividuto che proprio i produttori acciredin di marcare questo rapporto con il territorio e forse il nome per furlan può essere un elemento determinante per questo. È proprio così, perché abbiamo scoperto che utilizzando un termine per furlan, per caratterizzare, per differenziare il prodotto, può essere utilizzato anche come strategia di marketing. Perché abbiamo trattato in una vecchia pubblicazione il termine margarote per la capatonda, che è un mollusco. No? Allora, utilizzando un termine che crea un fortissimo legame sul territorio, a possessi anche strumenti di marketing, di comunicazione per caratterizzare l'origine del prodotto. E i produttori stanno rivalorizzando, riscoprendo l'utilizzo della lingua furlane e del termine del prodotto come strumenti di differenziazione di prodotto. Diodin anche c'è che si può scegliere di valorizzare i prodotti tipici mediante dalla sagre. Le sagre è una vetrina di ingresso per i produttori, per mettere in comunicazione i consumatori finali e i produttori. Ma è anche un'esperienza per i produttori, per fare anche una sorta di simulazione di un punto vendita diretto in aziende. Perché l'evoluzione del mercato dà anche indicazioni ai produttori di vergine le aziende agricole, no? Le sue aziende, vergine ai consumatori, perché dentro le aziende il consumatore è in condizione di fare le migliori esperienze di prodotto. Allora gli sagris non hanno più di essi veduti come una modalità nome ludica e nome di intrattenimento, ma di essi vedute e concepite come una vetrina di ingresso e di una forma di attrazione delle proprie aziende agricole, delle proprie attività di imprese. No?